messa nella parrocchia d'origine per un sacerdote novello è sempre un momento emozionante. Dinanzi all'altare tanti volti, tante storie incrociate nel cammino che ha portato sino al sacerdozio. Don Alessandro Cavallo, ordinato presbitero nel giorno di Pentecoste, ne ha richiamate alcune nell'omelia pronunciata durante la messa nella chiesa di San Pietro di Novella a Rapallo. In particolare il percorso studentesco, universitario nel gruppo studentesco di Comunione e Liberazione. Tutti i tasselli che hanno portato a maturare la propria vocazione e che alcune amiche di Don Alessandro ricordano così. Noi abbiamo frequentato università diverse ai due poli opposti della città e quindi questo poteva essere un'occasione per perdersi, perché avevamo due vite completamente parallele, eppure grazie a questa compagnia di cui parlava anche durante la messa siamo rimasti uniti, proprio perché ciò che unisce le persone non è semplicemente l'attività quotidiana che uno fa, ma è qualcosa di più grande. Questo qualcosa di più grande era questa compagnia a cui appartenevamo noi due come tutti gli altri nostri amici, e questo ha permesso che pur intraprendendo strade completamente diverse rimanesse un legame tra di noi fortissimo, che è quello per cui oggi siamo venuti qui alla sua prima messa. Crescendo Ale è rimasto esattamente lo stesso, anche da questa prima messa si è visto Alessandro per come l'abbiamo conosciuto, e che dire, tutto il suo gusto per la vita, il gusto per l'amicizia, quello che è venuto fuori oggi è esattamente quello che abbiamo visto noi in questi anni, e questo suo amore per Gesù sicuramente sarà di grande testimonianza per tutti quelli che lo incontreranno, come è stato per noi in questi anni in cui l'abbiamo accompagnato. Non solo compagni di scuola, ma anche persone più adulte che hanno visto Alessandro crescere nel suo percorso personale di fede. E per me è una gioia immensa, perché io l'ho conosciuto da ragazzino quando venivo qua con lui all'oratorio come catechista, e da sempre Alessandro è stato speciale per la sua attenzione ai ragazzi più deboli e per la sua passione per il gioco e per lo stare con i suoi amici. E oggi per noi vederlo sacerdote è veramente una grazia e un dono grandissimo.